L'eco continua a risuonare per le vie di Bassano e per quelle virtuali del web, rimbalzando da un social all'altro. Si postano video, stravaganti fotomontaggi e pensieri, tutti con un fil rouge. La protesta che diventa anche indignazione per l'invito all'Ama Festival del trapper Young signorino alias Paolo Caputo. Per il patrocinio del comune di Bassano, città si iscrive a più riprese di un festival come Opera Estate, per questa scelta dell'assessore alla cultura. E oggi è intervenuta anche l'assessore veneto all'istruzione. La città di Bassano rischia un'altra brutta pagina, perché se è vero che si fanno tante cose per dire che la droga fa male, che si deve fare prevenzione, che i nostri giovani non devono essere invitati perché già troppa droga c'è attorno a noi, bene, fare un festival dove non si verifica quali siano i cantanti o i messaggi che vengono dati è grave. Cunico chiama in causa la censura. Quale censura, caro assessore Cunico? Qui si sta permettendo di dire drogatevi, c'è una buona droga, c'è una dolce droga, è un ragazzo che ha bisogno di essere aiutato, che dovrebbe essere accompagnato, non certo messo su un palco a dire cose folli e molto preoccupanti e pericolose per l'educazione dei nostri ragazzi.